In questa casa di campagna dall'ottobre 2019 non vive più Samira El Attar e ora non ci vivrà più nemmeno suo marito Mohamed Barbri, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio volontario della moglie e dell'occultamento del suo cadavere dalla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo. A Stanghella, poco più di 4.000 abitanti nella propaggine sud della provincia di Padova, la sentenza sembra aver dato un certo sollievo agli abitanti. Però sicuramente non va a combinare qualcosa di giusto. Va bene così, per il momento. Lei li vedeva mai in giro per il Sì, paese? ma sua moglie, Samira, passava sempre da qua con la bambina in bicicletta, e anche io vedevo. La bambina aveva colloqui con l'asilo, ma regolare, salutava sempre, perché mi stavo qua, dunque vedevo tutte le mattine. Io ritengo che l'ergastolo sia adeguato, basta che lo faccia, che dopo 10-15 anni non esca, perché allora non ha senso dargli l'ergastolo. Si hanno ritenuto colpevole, quindi giusto che paga se ha sbagliato. Li vedevo così quando portavo i miei nipoti all'asilo, se l'ha fatta sparire è giusto che paghi, no? E io dico che certe donne devono imparare a difendersi.